Buongiorno a tutti, vediamo ora come risolvere una disequazione di grado superiore al secondo. Abbiamo qua, come prima cosa dobbiamo risolvere l'equazione associata x alla terza meno 7x meno 6 uguale a 0. E allora per risolvere l'equazione si utilizza una delle tecniche che conosciamo per risolvere le equazioni di grado superiore al secondo. In questo caso usiamo quella dei divisori del termine noto. Comunque il coefficiente x alla terza è 1, lì non possiamo, sì, i divisori non ci servono. Allora, i divisori di meno 6 sono più o meno 1, più o meno 2, più o meno 3, più o meno 6. E quindi dobbiamo provare nel polinomio, in questo polinomio, provare questi valori, non serve tutti, finché troviamo uguale a 0. Allora, il polinomio calcolato in 1, tutte le potenze di x diventano 1, abbiamo 1, meno 7, meno 6. Vabbè, meno 7, meno 6 non darà mai meno 1, quindi questo è diverso da 0. Adesso, polinomio in meno 1. Io l'avevo già spiegato in un altro video, non serve rifare il calcolo, basta cambiare il segno ai termini che provengono dai gradi dispari, x alla terza, x alla prima. Sì, attenzione, qui manca x al quadrato, non c'è. Quindi questo è questo termine dei gradi dispari, x alla terza, x alla prima. Quindi cambiare il segno a questo, cambiare il segno a questo. Qui abbiamo meno 1 più 7 meno 6. E allora meno 1 meno 6 fa meno 7, più 7 è proprio uguale a 0. Abbiamo trovato che meno 1 è la prima soluzione di questo, x1 è uguale a meno 1, quindi adesso cancello il resto e scrivo x1 è uguale a meno 1. Adesso uso la regola di Ruffini. Attenzione, manca la seconda potenza, quindi è 1x alla terza, 0x alla seconda, meno 7x, meno 6. Qui devo mettere lo 0 del polinomio, quindi meno 1, qui ci sta sempre 0. 1 più 0 fa 1, meno 1 per 1 fa meno 1, 0 meno 1 fa meno 1, meno 1 per meno 1 fa 1, meno 7 più 1 fa meno 6, meno 1 per meno 6 fa 6 e qua si eliminano come deve essere. Questo era di terzo grado, quindi qui avremo un polinomio di secondo grado, 1x al quadrato, quindi x al quadrato, meno 1x, insomma meno x, meno 6. E questo dobbiamo porlo uguale a 0. Ok, usiamo la formula. Abbiamo già x1, allora x2, 3 è uguale meno b, meno meno 1 è 1, più o meno radice quadrata, b al quadrato, meno 1 al quadrato è 1, meno 4ac, meno 4 per 1 per meno 6, meno 4 per meno 6 fa più 24, tutto fratto 2a, 2 per 1 fa 2, allora abbiamo 1 più o meno, 1 più 24 fa 25, radice di 25 è 5, fratto 2, e quindi qui abbiamo x2, x3, prima scelgo il meno, 1 meno 5 fa meno 4, fratto 2, 1 più 5 fa 6, fratto 2, qua meno 4 mezzi è meno 2, 6 mezzi è 3. Abbiamo trovato tutte, allora x1, qua scrivo x2 meno 2, x3 è 3. E non mi devo dimenticare che questo polinomio x al quadrato, adesso lo cancello, però quello lì lo riscrivo, ovvero, adesso lo lascio lì. Noi adesso bisogna stare attenti, non ci bastavano solo questo, dobbiamo proprio scrivere il polinomio scomposto. Allora questo x alla terza meno 7x meno 6 è uguale. Allora questo meno 1, prima non l'abbiamo scritto, ma è la soluzione di un polinomio di primo grado. Ma quale? Non x meno 1, x più 1. Attenzione, perché? Perché x più 1 quando vale 0? Quando x è uguale a meno 1. Meno 1 più 1 mi dà 0. Meno 1 è
lo 0 di questo polinomio. E l'altro polinomio era questo qua che abbiamo trovato, x al quadrato meno x meno 6. Va bene, l'abbiamo scomposto. Adesso dobbiamo facciamo tutto in modo grafico. Dobbiamo fare una riga per x più 1, una riga per x al quadrato meno x meno 6 e una riga per il nostro polinomio, quello di partenza, insomma l'avevo chiamato p di x. Prima infatti scrivo p di 1 e così avanti. Allora, noi qua dobbiamo mettere i valori per i quali si annullano questi, e non è importante che le distanze siano in proporzione, ma l'ordine devono essere nel giusto ordine. X più 1 si annulla in meno 1. Questo polinomio di secondo grado, come abbiamo visto prima, si annulla in meno 2 e 3, quindi attenzione all'ordine in cui li mettiamo. Cioè, se questo valore fosse stato più a sinistra di questo l'avremmo messo qua, ma meno 2, poi abbiamo meno 1 e poi abbiamo 3, in quest'ordine qua. Teniamo le righe verticali. Allora, qua allora ricopio i valori, meno 2, meno 1, no, qui è 3. Adesso dobbiamo vedere quando sono positivi o quando negativi. X più 1 rappresenta una retta col coefficiente di x che è positivo, 1 per x sarebbe qua. Coefficiente x positivo significa che la retta cresce. Quando andiamo da sinistra verso destra, come l'asse x, la retta va verso l'alto. E se va verso l'alto, qui il meno 1 si annulla, ma se va verso l'alto, prima valori negativi e poi positivi. Quindi prima di meno 1 valori negativi e dopo valori positivi. Se la retta fosse stata con coefficiente di x negativo, sarebbe andata verso il basso, avremmo avuto prima positivi e poi negativi. Boh, ma è così. Questo è una parabola che qua in meno 2 e 3 si annulla. Allora è comunque una parabola rivolta verso l'alto, e allora questi punti hanno coordinata y negativa, questi punti e questi punti hanno coordinata y positiva. Quindi è così lo schema. Qua prima di meno 2 è positivo, anche dopo 3 e in mezzo è negativo. E comunque questi qua, sì, non l'ho scritto, vale 0 in meno 2, vale 0 in 3 e x più 1 vale 0 in meno 1. Allora quindi anche questi sono moltiplicati, 0 per 0 fa 0, allora fa 0 anche qua, qua e qua. E adesso meno per più fa meno per meno fa più per meno fa meno, più per più fa più. Ecco, il nostro polinomio è così, qui è negativo, qui è negativo, qui è positivo, qui è positivo. Ritorniamo all'inizio, ci chiediamo quando il nostro polinomio è minore o uguale di 0. E beh, vediamo. Qui, attenzione, andiamo da meno infinito fino a meno 2. Quindi la nostra soluzione è da meno infinito fino a meno 2, attenzione, meno 2 incluso, perché noi ci chiediamo anche che va bene anche che è uguale a 0, e qui vale proprio 0. Unione da meno 1 a 3, e questi estremi sono inclusi perché anche qua ci andava bene lo 0, quindi l'intervallo da meno 1 a 3. Questa è la soluzione della nostra disequazione. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.